Eccoci qui, buonasera a tutti da Veronica Pisano, cantante folk sarda, e da Maurizio Gastaldi, polistrumentista, compositore. Vi ricordo di iscrivervi ai miei 3 canali YouTube, Veronica Pisano, scritto anche in cirillico, musica tradizionale sarda con Veronica Pisano, e Ballo a casa con Veronica Pisano. Iscrivetevi anche al Il Cappello di Irma, una nostra carissima amica, e al canale YouTube di Maurizio Gastaldi. Vi ricordo anche che ho voluto dare l'esclusiva a Rivista Donna, quindi seguitemi lì. E tra poco su Radio Bonaria andranno in onda 2 bellissime trasmissioni, una riguardante Maria Carta, la vita di Maria Carta, diretta dal giornalista Silvio Cherchi e condotta da noi, e poi un'altra trasmissione bellissima sulle fiabe russe, in italiano e in russo. Bene, ora continuiamo con Morti Gandu Bolis. Morti Gandu Bolis, beni bigamindi, non mi lessi sprusu in su mondo appenai. Non ti indiscare sciasare guardarindi e non fazzaste manco de mi indivigai. E me sei cool sta appena bogamindi, osanami in tutto lascia mi ispirai. Lasciami ispirai, chi morgiu contento, poi mi pirai in questa malattia. Morti bigamindi a su proprio momento, ti sei rispettenti, tu non sei sveglia. Questa vita mia non ci è proscura, senza de paura morti beni grasi. E si promette un masila del non mancai. La del non mancai, fai dopo pregeri, nessuno luogo morti nenti stentisi. Sul primo saluto a figlio e mulleri, a babbo e a mamma, frati e parenti. A tutti i viventi che punti in sa terra, morti bene in terra, misa sepoltura. A povera un figura, mi bogli la sai. Mi bogli la sai, morti po' dispetto, come in ti morbegiti d'ogni a mangiano. Su proprio mi scuriga da prostravi sul letto, itta chi torrammo che una porta forte stano. Cali cristiano disigi da morri, come te una sorretizia chi vengas. Pros non ti trattenga, lascia su prolai. Bravissimo Maurizio Gastaldi. Bravissima Vi ricordo Veronica. che questi video che facciamo gratuitamente per voi, sono per la divulgazione della musica sarda nel mondo. Infatti c'è un progetto in attivo
anche con Maurizio, in collaborazione con Maurizio, con i miei insegnanti, di tradurre le canzoni tradizionali sarde in russo, cinese e giapponese, per divulgare la musica tradizionale sarda nel mondo, ma anche la musica sarda, insomma, il dialetto, a me piace più chiamarlo non dialetto, ma la lingua sarda, la lingua sarda. Va bene, grazie a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!